quella che è l'effettiva pericolosità delle centrali nucleari, quindi dobbiamo insistere sulle fonti rinnovabili, prima di tutto perché è una fonte energetica gratuita e poi soprattutto perché è una fonte energetica pulita e quindi la missione della Ricci Solar, come credo che debba essere la missione di ogni azienda che lavora in questo settore, è quella di creare un futuro migliore, un futuro più verde per tutti quanti. Noi ci siamo perché noi ci crediamo in quello che facciamo, è un lavoro che ci gratifica perché soprattutto in quelle zone più povere dell'Africa, del terzo mondo, noi portiamo la luce. Questa azienda con il cuore così grande che tutti quanti potranno visitare accedendo globalmente ad un sito che è www.riccisolar.com, il sito della Ricci Solar Technology, www.riccisolar.it, il sito della Ricci Solar Italia. In un discorso molto nuovo che facciamo scoprire ai telespettatori con l'ingegnere Caldirola. L'azienda è Fuoco e Sole, il sistema è Solar No Limits. L'idea nasce da un amore per la legna principalmente e per il solare, e su queste due fonti noi abbiamo voluto sviluppare dei nuovi prodotti in modo tale da portare dell'innovazione, della qualità anche nel sistema e di avere un prezzo accessibile a tutti. Nel caso di abitazioni tradizionali da 150 metri quadrati in su, i componenti sono principalmente un pannello solare termico, un bollitore d'accumulo, un termocamino e un armadio dentro il quale ci sono tutti i componenti idraulici ed elettronici per la gestione dei vari componenti. Abbiamo voluto fare un termoprodotto a biomassa, in questo caso a legna, con un rivestimento particolare. Abbiamo un vetro saliscendi elettrico, un profilo che è stato molto ridotto e appunto abbiamo soltanto 20 mm attorno al camino. L'interno, quindi la camera di combustione, è completamente in pietra lavica in questo caso, oppure può essere anche realizzata in refrattario, e la particolarità interessante è che lo scambiatore d'acqua è completamente affogato all'interno della cappa, quindi con questo sistema aumentiamo la superficie di scambio all'interno del termoprodotto. Il nostro sito internet è www.fuocoesole.it, ci sarà una sezione dedicata al sistema Solar No Limits dove si potranno scaricare le schede tecniche sia appunto per tecnici idraulici, termoidraulici, che anche per i privati. Angelo Copelli, da un'esperienza davvero ampia nel settore dei legnami, si è creata una sinergia adeguata affinché si ampli la conoscenza di quelle che sono le due materie fondamentali, il sole. Certo. E la legna. Questo tipo di riscaldamento è già molto utilizzato un po' in tutta l'Europa, quindi si parla dei paesi più evoluti in questo senso, in Germania, in Austria, in Svizzera. Tutti i paesi scandinavi ormai scaldano con una percentuale intorno al 30-40% a legna e utilizzano il solare nonostante abbiano molte ore di sole in meno rispetto a noi. Anche qui in Italia ormai si è capito che col sole e con la legna si riscalda in maniera ecologica e anche molto economica, e abbiamo allestito un impianto completo che utilizza quindi come fonti di calore sia il sole che la legna, in forma di kit di facile installazione ad un prezzo abbordabile per tutti, e credo che questo sarà ciò che permetterà a tutti gli italiani che hanno questo desiderio di poterlo realizzare. Sono abitazioni singole soprattutto, dove non c'è il problema del condominio, dei permessi e di tante cose, quindi soprattutto l'abitazione singola di piccola, media o anche di grossa dimensione. Soprattutto a zero CO2. A zero CO2, senz'altro. La cosa più importante, insomma, aiutiamo la natura. Zero, sì, certo. No effetto serra. No. Riscaldiamo tutto. www.fuocoesole.it
Entriamo nella Solergy Incorporation, nata nel Silicon Valley nel 2007 e tra l'altro ha strutturato anche una sua sede in Italia, soprattutto per la ricerca e sviluppo, con Yoav Banin, amministratore delegato e cofondatore. Solergy, in poche parole, che cosa esprime? Il nostro obiettivo dall'inizio era da sviluppare un sistema che dà l'efficienza più alta mondiale, che prende più energia possibile dal sole, sia in termini elettrici sia termici, e portarlo al costo che sono competitivi con fonti di energia tradizionale. Questo prodotto si chiama Cogen CPV, che sono fotovoltaico a cogenerazione, che concentrano le luci più di 500 volte sul celle fotovoltaiche particolari che sono nati per usi in spazio per satellite, e così apriamo tanti mercati, tante applicazioni dove un pannello normale non può andare. Prendiamo tutta l'energia possibile dal sole perché sta là, sta abbondante, ovviamente a basso costo, a livello affidabile industriale. Entriamo nella Solergy Italia con il direttore generale Alessio Romeo. L'aspetto fondamentale è l'utilizzo del vetro, in quanto è un prodotto che lavorando ad alta concentrazione ha bisogno del solleone. Non abbiamo dei box con delle lenti spalmate, ma abbiamo un singolo concentratore in cui abbiamo la singola lente con la singola cella, che quindi garantiscono un allineamento centesimale. Ci siamo inventati banalmente un sistema di scambiatore termico dove passa l'acqua e raffredda la cella e facciamo uscire l'acqua. Manteniamo la cella alla temperatura desiderata affinché lavori al meglio e in più produciamo acqua calda. Questo significa fare cogenerazione, cioè fare energia elettrica alle massime efficienze, perché faccio lavorare la cella al top, e in più faccio acqua calda, cioè quel calore di scarto che andrebbe dissipato noi lo recuperiamo. Solergy è un'azienda americana, ma che per scelta ha impiantato l'ufficio ricerca e sviluppo in Italia, perché la scelta è stata sui migliori ingegneri progettisti. Oggi la Solergy punta a poter installare il proprio impianto laddove il fabbisogno termico è importante tanto quello elettrico, quindi laddove ci sono industrie, serre, aeroporti, contesti industriali in cui c'è acqua sanitaria, acqua industriale, cantine vinicole, suoli agrari, laddove il termico, quindi se voi pensate a qualsiasi applicazione in cui si fa una trasformazione c'è bisogno dell'aspetto termico, perché poi termico significa non consumare elettricità, che se vado a fare condizionamento col termico significa che non alimento con elettricità gli impianti di condizionamento. Come poter accedere per tutti quanti al mondo Solergy in un batter d'occhio? www.solergyinc.com. All'interno di questo green building c'è qualcuno che ha avuto una grandissima idea, che è quella di far valore, diciamo, con il rifiuto del rifiuto, e questo è la brand equity che poi origina un prodotto che è Matrix. Alessandro Massalin, direttore commerciale. L'idea nasce circa 10 anni fa su istanza, diciamo, dell'industria del cemento, che cercava delle materie prime alternative con determinate caratteristiche di qualità e di stabilità. Poi abbiamo individuato le scorie da inceneritore perché è un bellissimo materiale, è disponibile, quindi Matrix è il risultato del trattamento delle scorie da inceneritore, sostanzialmente quindi un aggregato artificiale di origine industriale che trova la sua applicazione inizialmente nel mondo del cemento e adesso in tantissimi settori dell'edilizia. Matrix si può inserirsi in maniera molto valida, efficiente in un ciclo virtuoso dove abbiamo un cittadino che produce un rifiuto, un inceneritore che lo brucia e un'azienda che può recuperare interiormente. Quindi credo che evitando quindi la costruzione di discariche finalizzate alle scorie da inceneritore, quindi questo già secondo me localmente è molto importante. Come motivazione imprenditoriale Matrix secondo noi dà la possibilità di accedere a un nuovo mercato che è la green economy, che è quella che sempre più richiede prodotti di tipo ecosostenibile. Noi abbiamo creato tutte le certificazioni necessarie come l'EPD, l'Environmental Product Declaration, che ci consente di testimoniare il fatto che noi siamo 100% riciclato, quindi entriamo nel circuito LEED, che è un sistema di certificazione che misura il livello di sostenibilità energetica ambientale delle costruzioni. Quindi diciamo che grazie al nostro materiale il costruttore riesce ad acquisire un punteggio tale per cui che gli consente di ottenere l'obiettivo della certificazione LEED, ovvero un edificio che risponda
a questi criteri di sostenibilità. Risolverete un grandissimo problema, insomma bastava così poco. Dottor Masserini, manca soltanto il riferimento globale per poter accedere al mondo di Matrix, che è quello tramite web. Esatto, il sito è www.matrixsoda.it, l'abbiamo fatto recentemente e credo sia interessante dare una visione anche un po' diversa di questo mondo. Siamo esattamente in provincia di Bergamo e entriamo nella Chemtech Solar, dove scopriamo che da una grande esperienza nel settore della engineering e delle costruzioni industriali poi deriva la Chemtech Solar.